anche perché sono riemersi questi versi dall'archivio di Don Raimondo Bon, uomo di cultura e autore di varie pubblicazioni. La maltrattano, come vedete al centro adesso disposta per terra.
viene colpita, pestata e Sosarestes a un certo punto creano una danza che tutto intorno si sviluppa. Vedendo la povera vittima massacrata, il vassallo affronta gli uomini mascherati, li minaccia, li scomunica. Dopo la messa, gli uomini più spigliati e vestiti con le tipiche maschere del paese formavano sastroppas de arraseare, ovvero i gruppi del carnevale, ciascuno dei quali era accompagnato da supportatore, unico componente a non indossare la maschera. E poi la sera i balli continuavano nelle case o in qualche piazza del paese. Pensate che durante il periodo fascista, a partire dal 1925 circa, furono vietati i travestimenti che coprivano il viso, e quando dopo il secondo dopoguerra furono riammesse le maschere, iniziarono a travestirsi anche le donne.
È condotto con fili e catene da Sosbardiano. Alla vittima, a Surzu, che alla fine cede ai colpi del Sosbardianos. Avanzano, li vedete, rigorosamente accompagnati da una figura maschile denominata supportatore che garantiva per loro, questo accadeva in passato, si spostavano da una casa all'altra nelle piazze del paese e si cimentavano in una danza, così come faranno tra poco di fronte a noi. Dai racconti degli anziani è emerso il ricordo di un ballo denominato Saquadriglia, si tratta di una danza importata ai primi del Novecento.
racconta che sono scintillato, che sono carrozzato, si prevesto la sua sorta, quindi all'altro, sono spento del paese per la loro liberazione nel film addirittura. Intanto vediamo la avanzata, si scintillato, come vedete agitano sul furgone dell'Inna, sul quale sono poste decine di campanelli ed è l'elemento che produce il suono che dà il nome all'associazione. Questa uscita rievoca misteriosi riti e danze propiziatorie con corse ardimentose e rappresenta la lotta dell'uomo nei confronti della natura. È stata riscoperta negli anni 60 e nuovamente riportata in auge dalla compagine siniscolese attraverso accurate ricerche storiche. Questa associazione lavora tanto, organizza eventi, convegni, occasioni di incontro, di studio e vedete il finale adesso della rappresentazione. Forse una delle maschere più famose, è stata citata questa maschera anche da Grazia Deledda, di cui quest'anno ricorre anche il centenario dell'assegnazione del premio Nobel, nel suo romanzo Elias Furconu. Come vedete ha diverse componenti che la caratterizzano. E poi su Maimone è l'altra maschera simbolo di Sarule. Anticamente era rappresentata da un fantoccio che veniva esposto nei campi per scongiurare e augurare una buona annata per i pastori. Anche in questo caso una danza si muove intorno al suonatore.
Vedete l'avanzare, adesso vi farò ascoltare anche il suono, su Senoreggio la figura al centro della rappresentazione, un volto nascosto dal nero della fuliggine che fa trasparire lo sguardo della fiera. Intanto vediamo soste Siscussorgiu che avanzano e al centro su Senoreggio, che tiene un'ancora all'interno della quale è conservato un tesoro. Come vedete Senoreggio difende, protegge quest'anfora che contiene il suo tesoro, un'anfora che lo conserva, e intorno, come vedete, si sono mossi e continuano a farlo soste Siscussorgiu, che sono i pastori che, avvolti in un nero cappotto di orbace su saccu, accompagnano con questo ritmo solenne e impassibile su Senoreggio fino poi a cingerlo e a creare proprio questo momento. Purtroppo io avevo chiesto anche una clava per difendermi, ma non me l'hanno portata. Comunque avanzano. Un applauso per Fonni, Urtos e Puzzudos. Eccoli qua, quelli della Barbaggia, i Fonni, ovunque ci sia un appiglio per loro è spunto. Si muovono tra la gente, creano questo disordine che ovviamente è apprezzato, che crea spettacolo, movimento. Vedete la forza anche di queste maschere, la loro bellezza, la loro imponenza. Li ritroveremo ovviamente anche in piazza Vittorio Emanuele tra pochi minuti, laddove cominciano già a muoversi i ritmi di coloro che con organetti e strumenti della tradizione stanno accompagnando le danze. In apertura, alla nostra destra, una folla immensa segue il passaggio degli Urtos e Puzzudos. Guardate quanta gente c'è stasera a Nuoro, e ovviamente con Fonni. Facciamo un applauso a tutta Nuoro e a tutti voi che siete qua. Vi aspettiamo in piazza Vittorio Emanuele. E viva Nuoro e viva chi Sardegna! Right there!